La situazione qui è davvero terribile, è disperata. Siamo con le 7 famiglie, Oliveto e Rubino, in Contrada Turio, territorio di Cogliano Rossano, situazione davvero difficile. Abbiamo girato delle immagini molto forti nelle abitazioni, sommerse dal fango. Tutto è successo in una notte e lo diciamo subito, è stata una tragedia sfiorata e anche annunciata. Questi due aggettivi sono d'obbligo in questa storia perché già 9 anni fa c'era stato un allarme, si era riusciti a evitare il peggio. Per 9 anni una tregua ma con tanto timore da parte di questa famiglia, che poi si sono viste sorprendere nella notte dal fango, e solo l'intervento di un ragazzo che ha visto la situazione precipitare è stata forse la soluzione che ha evitato che ci scappasse il morto. E siamo con Mario Oliveto, lui è stato chiamato svegliato nella notte da Marco, dal fratello, che lo ha avvisato così come ha fatto con tutti gli altri. Sì, perché grazie a mio fratello siamo riusciti ad evitare il peggio. Se avesse tardato a rientrare per 10 minuti sarebbe accaduto il peggio. Grazie a lui ci siamo accorti di quello che stava succedendo e siamo riusciti a far svegliare tutte le nostre famiglie, a chiamare, di riuscire a cercare di portare qualcosa in salvo, ma nel giro di 10 minuti ci siamo trovati 1,5 metri d'acqua fino al collo. Siamo riusciti solo a liberare, ad aprire i cancelli degli animali e a portare in salvo qualche mezzo e siamo riusciti ad evacuare. Si sommano le difficoltà fra quelle a carattere appunto per la morte degli animali, quindi ambientale, la preoccupazione per la salute pubblica, alla distruzione delle case, all'incertezza. Adesso pensiamo subito a sistemare le famiglie e far ripartire queste aziende zootecniche che sono state, come si può vedere dall'immagine, distrutte. Poi dopo faremo la conta dei danni. Ci sono tante storie in questa vicenda, intanto quella di Luana, una bambina di 6 anni che è stata strappata da un'auto che era sommersa dal fango, rimaneva fuori soltanto l'antenna della radio. Il papà Damiano l'ha tirata fuori dal finestrino, c'è lo zainetto ancora appeso allo specchietto, e questo è l'emblema di una vicenda, veramente una tragedia sfiorata. Chi viene qui in questa zona si renderà conto di quanto è successo e di cosa si è rischiato. La signora Elisabetta ha vissuto queste scene dal vivo. Non mi viene di parlare, non ce la faccio. Da l'1 di notte fino alle 9 di mattino siamo rimasti intrappolati. Eravamo al piano di sotto e stavamo aggiustando una casa che ce l'abbiamo in costruzione. Siamo salite per paura, siamo andate sopra per ripararci, ma senza luce, senza bagni, siamo rimaste senza acqua, senza niente, non sapevamo cosa fare. Loro hanno fatto questa scelta di andare al piano di sopra per cercare di salvarsi dall'acqua. Altri invece disperati hanno detto forse neanche la nostra casa resisterà a questa ondata, andiamo fuori, andiamo in strada, e hanno trovato questo fiume che veniva addosso. La signora Caterina invece, che è la proprietaria di questa casa alle nostre spalle, che è distrutta al primo piano, è stata aiutata da un parente che è arrivato con un escavatore, altrimenti sarebbe rimasta nel fango. Nel fango come le mie bestie nella stalla, è una scena atroce, non si può dire proprio, è una scena terribile, è tutta la mia vita che avevamo costruita, è una vita intera e siamo rimasti senza niente, senza animale, senza casa, senza niente proprio, sono io e mio figlio, non c'è nulla più.